Eccoci. Allora, devo tirare fuori il coso. Allora. Buongiorno Jack. Scusate un attimo, ma come sempre mi riduco sempre all'ultimo a fare le cose. Ciao Valerio. Aspettate un attimo che devo fare il post su Telegram. Ciao a tutti ragazzi, ciao Giuseppe, ciao Bruciteddu, ciao Matte, ciao Giovanni, ciao a tutti ragazzi. Oggi sono stanco morto. Sono stanco morto. Sono tornato a casa pochi minuti fa da Trigoria, come avrete letto dal titolo, e sono veramente stanco morto, ma proprio morto proprio. Allora, fatemi bere. Sì, ho visto, semplice riconfermato. Ciao padre Violi. Ciao Gabri, un bacione. Scusate, ma sto tornando adesso, quindi devo fare tutto. Esatto, dopo Twitch ci becchiamo anche qua. Ciao Robert, scusate un attimo, devo prendere il liquido per la sigaretta che l'ho finito. Liquido e sigaretta. Come mai a Trigoria dai Riomici? Dai Riomici mi mancava come commento. Allora, a Trigoria, perché sostanzialmente era successo questo. Ciao Stefano. Cosa è successo? Io sapevo che oggi il Cagliari Primavera avrebbe giocato lì, perché oggi c'era Roma-Cagliari che purtroppo abbiamo perso 5-3. Rosicata immane, perché poi perde contro la Roma, a me brucia il doppio. Ciao Asci. E quindi io ho scritto a Conti e ho detto: oh, ma lo sai che quasi quasi vi vengo a trovare appena finisce la partita, vi vengo a trovare e se famo una chiacchierata, mi faccio fare un paio di autografi, se famo un paio di foto, stiamo insieme, tutto questo. Quindi che faccio? Mi avvio, zainetto, sacchetta in spalla, questa qua, dove dentro c'è ancora l'acqua, che è quasi finito. Che cazzo è cascata la mochina? Oddio. Mi avvio, sacchetto in spalla, alla volta di Trigoria. Ciao Albe. Samuel, dopo leggo il tuo commento. Mi avvio alla volta di Trigoria. Costa sacchetto. Poi i giri de Peppe. Ok. I giri de Peppe per arrivare a Trigoria, voi manco ve lo immaginate, perché Trigoria sta in culo, sta veramente in culo. E vabbè, prendo sti cazzo di autobus, rischiavo pure di far tardi, ma riesco ad arrivare in tempo. Il mio obiettivo era arrivare all'una e sono arrivato anche 10 minuti prima dell'una. Però non ho potuto incontrare nessuno. L'unica foto che sono riuscito ad avere dei giocatori del Cagliari Primavera è precisamente questa qui. Tra l'altro fatta anche male in fretta e furia. Ve lo zoom. Questo è il pullman con cui il Cagliari Primavera è arrivato e se n'è andato, presumibilmente.
cioè, che è arrivata presumibilmente, se n'è andata, è una cosa certa. E non ho potuto farmi le foto perché non li hanno fatti uscire per via della situazione coronavirus, eccetera, eccetera. Però c'è stato un momento bellissimo, per me personalmente bellissimo, perché quando io praticamente mi sono fatto Trigoria in lungo e in largo, verso che oggi avrò perso 15 kg, mi sono fatto Trigoria in lungo e in largo, a una certa mi ha detto, Contini mi ha detto, guarda, noi non usciamo, saliamo direttamente sul pullman. Io cercavo di capire da dove cazzo passasse il pullman, sono riuscito a beccare la strada giusta da dove passava il pullman e a una certa ho visto due, che penso siano stati Contini e Cusumano, che mi salutavano da dietro, quindi mi hanno anche riconosciuto, non pensavo nemmeno mi potessero riconoscere. E questo è stato molto bello, però c'è il rimpianto di non essere stato, non averli conosciuti bene, ecco, dal vivo. Tra l'altro partita pure persa, quindi rosicata delle rosicate. Cioè, immaginate avrei potuto fare la foto con Luvumbo. Comunque, rispondiamo ai commenti. Giusta la conferma la riconferma di semplici? Assolutamente sì. E assolutamente sì, è perfetto che rimanga semplici. Ciao Manuel. Io pure so forte che tiro con la sigaretta spenta, eh. Sono molto forte. Contini è molto forte. È molto molto forte. Io infatti l'avrei fatto giocare in prima squadra l'ultima partita. L'avrei fatto giocare titolare senza problemi. Semplici diventerà il nuovo Gasperini. Speriamo, Ale. Speriamo. Ma alla fine non è stato fatto nulla. Alla fine non è stato fatto nulla, però Padre Pioli l'avevo detto. Purtroppo era una cosa molto in forse. Io avevo il terrore che potesse andare a finire così. E infatti, non so perché lagga, perdonatemi. E infatti poi è andata a finire così. E mi dispiace tantissimo. Potevi farti la foto con Koda, ma potevo farmi la foto con tutti, è quello che rosico, mi potevo fare la foto con tutti, con Koutako, con Mister Ago, con Contini, con Cusumanu, con Boccia, con De Sogus, con Masala, con Vinci Guerra che oggi è esordito, contentissimo per lui, classe 2005 che ha esordito in primavera, con Curfalidis, con tutti i ragazzi della primavera l'avrei potuta fare, però purtroppo non è stato possibile farlo e rosico tantissimo perché vi giuro per arrivare a Trigoria un bucio di culo che non vi immaginate. Il Cagliari dalle ultime notizie sembra voler riscattare Sottil. Cosa ne pensi? Che la Fiorentina comunque ha un diritto di controriscatto. Anche De Socus non è male, assolutamente. Cessioni, chi cederesti? Giovanni, ti lascio col fiato sospeso perché dovrà uscire il video del calciomercato che farei, deve uscire anche quello del pagellone e non so dove trovare il tempo per farlo perché ho scoperto che non ho tempo, però vedremo. Devo fare il video del pagellone comunque. La Lazio si vuole prendere Ligo, lo so, c'è lo scambio Fares-Ligo. Anche del Pupo non è male, assolutamente no. Come mai questa brutta sconfitta? Sinceramente non saprei dirti, Albe, perché nemmeno l'ho vista la partita. Ho visto la prima mezz'ora, appena scoccata la mezz'ora, sono scappato via di casa per andare a Trigoria. Io per la prossima stagione sogno Di Marco. Non male, non male, anche se potrebbe fare di più, ecco. Sottile viene riscattato per riprendere il 1.200.000 del conto riscatto. Non so quanto ne valga la pena.
Non credo, padre Pioli, non credo. La vedo difficile che Giulini punti su tutti questi nomi. Ciao Manu, grande. Volevo venire alle 10, mi hanno chiamato al lavoro e niente. Vabbè, un saluto, ci sarà occasione. Ma volevi venire dove, Robè? Dove volevi venire? Appena si può, sì, assolutamente sì, Manu. Io per la prossima vorrei Barella, assolutamente no. Ti piacerebbe Sergio Ramos? Io farei fatica a trovare qualcuno a cui non piacerebbe. Duncan verrà riscattato, si sapeva già. Quali giocatori andranno via per certo? Nainggolan, Duncan, che altro perché sono in prestito. Altri al momento non me ne vengono in mente. In scadenza non mi pare ci sia nessuno. A Trigoria. E io calcola, gli avevo detto a Conti, gli avevo detto guarda, vengo prima della partita, prima che giocate, perché io poi ero convinto che in realtà giocassero all'Eur, al Tre Fontane, ma al Tre Fontane ci gioca la Roma, sì, però quella femminile, non la primavera, invece la primavera gioca a Trigoria. Quindi ho ricalcolato tutto il coso, poi Conti mi ha detto vabbè dai, guarda, vieni dopo la partita che c'è più tempo e comunque non ci sarebbe stata possibilità di fare niente, purtroppo, mi dispiace parecchio. Ti piacerebbe questa formazione tipo Vicario, Fares, Zappa, Godin, Fazio? Ok, hai messo i due terzini insieme vicini. Oliva, Marin, Rog, Nandez, Simic o Pedro. Beh, mi piacerebbe. Dicono che Nandez andrà alla Roma. No, assolutamente no. Spero di no. Perché dice Nangolan va via per certo? Perché il 30 giugno lui comunque torna all'Inter, a prescindere. Al momento attuale comunque è un giocatore in prestito al Cagliari e non c'è nessuna opzione per riscatto o contro riscatto o qualcosa a favore del Cagliari, quindi. La Roma femminile gioca allo stadio Tre Fontane, che poi manco a dire che è uno stadio, però vabbè. Ciao Mario, non so se ti ho salutato prima, ti saluto adesso. Mourinho se ne fa i cazzi sua. Ce l'ha già i giocatori alla Roma, se tenesse quelli che c'ha. Fares, sì, quello della Lazio. Io credo che le cessioni previste siano Simeone, Cragno e Clavan. Non credo siano soltanto tre. Mi sembrano un po' poche. Devo capire perché lagga. Vabbè. Sinceramente penso siano più di tre le cessioni. Molte, molte più di tre. Specialmente dopo quest'annata. Scusate, raga, mi mangio la caramella. Fares per Ligo non so quanto convenga. Cioè, però non è qualcosa che a me farebbe pensare al Cagliari guadagno un giocatore. Cioè, se devo scambiarlo per Fares, mi tengo lì con Giannis. Mm. Clavan, Cepirelli e Simeone. Vedremo, vedremo. Ranocchia per carità di Dio. Per carità di Dio. Ranocchia no. Il resto della formazione sì, ma Ranocchia no. Ma il Flamini a Roma non viene più utilizzato? No.
È totalmente inutilizzato il Flaminio. E i stadi che vengono utilizzati sono quelli di Trigoria per la Roma giovanile, lo Stadio Tre Fontane per la Roma femminile e l'Olimpico. Messias, ottimo, ottimo giocatore. Ma non credo, io spero di no, padre Pioli, spero vivamente di no. Spero vivamente di no. Sai come ne dici di come terzino sinistro? Basta adattati. Perché io ricordo che Isai in realtà è un terzino destro. Quindi basta adattati. Oggi sei andato a Trigoria e hai spaccato tutto come il padre di Scamacca. Calcola, c'avevo paura. Ti giuro, c'avevo paura. Ho detto, oddio, se becco il padre di Scamacca mi ammazzo. No, avrei voluto spaccare tutto. Però ho rosicato, ho rosicato. Oggi sono andato a Trigoria e... segreto. No, semplicemente sono andato a Trigoria per incontrare i giocatori del Cagliari, ma non ci sono riuscito. Quindi mi sono fatto un viaggio a vuoto. Vai tranquillo Valerio, me l'hai già scritto, non ti ho risposto, ma l'avevo letto. Vai tranquillo. Scamacca gli piacerebbe al posto di una cessione di Simeone. Io un pensierino ce lo farei. Ma che porterò una mica crederà ancora il gatto nero al sale caduto a terra. Ma in che senso? Ah, era riferito a... Ok, ok. Stasera Twitch, yes. Non so ancora con cosa. Non so cosa porterò, però sì, stasera Twitch. Ah. Io sinceramente venderei sia Simeone che Pavoletti. Assolutamente d'accordo. C'era gente a vedere la partita, non ne ho idea, Albe, perché poi ho capito, calcola, io sono davanti a Trigoria c'è il capolinea dell'autobus, no? E poi arrivi e hai sostanzialmente tre entrate, una di qua, una centrale e una, e anzi altre due molto molto nascoste di lato. C'era quella più di qua, che era quella con le transenne, e non so se c'era qualcuno effettivamente dentro a vedere la partita, però io ho visto qualcuno uscire dopo che è finita. Quindi non ti saprei dire. Non so se effettivamente c'era gente a guardare. Eh, buon per voi, Riccardo, se è vero. Ma se si puntasse su un esperto attaccante straniero, ma Benteke non so quanta esperienza possa avere. Hulk ormai ha fatto il tempo che trova. Eh, basta prendere le figurine. Ecco, basta. Basta cercare il grande nome. Basta. Di la verità che sei andato a Trigoria per convertirti alla Roma. Tra l'altro ci sono andato a Trigoria con la mascherina del Cagliari, però. C'avevo pur sempre la mascherina del Cagliari. Ora vi faccio vedere la foto. L'ho pubblicata pure su Instagram, però. La cosa bella è che mi dice che io stavo a decima, in realtà stavo a Trigoria, però vabbè.
Questo è il cancello principale dell'entrata di Trigoria. Porsche e Audi come se piovessero, raga. Mamma mia. Una cosa imbarazzante. Cioè, immaginatevi tutti questi col Porsche, con l'Audi, eh? E io che stavo con l'autobus. Fantastico. Ciao Matteo. Peccato, peccato. Vi giuro, raga, ci avevo proprio sperato un botto. Ci speravo tantissimo. Assolutamente sì, Nilla. Assolutamente sì. Sono contentissimo della conferma di Semplice. Assolutamente. Se lo meritava. Se lo meritava, il Cagliari merita di avere un po' di stabilità. Sicuramente non andremo in Europa l'anno prossimo, eh, però voglio che si incomincino a gettare le basi per un progetto serio, cosa che fino a questo momento non è mai stata fatta. Quindi Semplici potrebbe essere il primo tassello. Alle 17 seguirà la conferenza stampa di Capozucca. Non sapevo ci fosse una conferenza stampa di Capozucca alle 17. Se mi fai gentilmente sapere dove la trasmettono, la guarderò più che volentieri. Sei felice che Crani è convocato in nazionale? Assolutamente sì, contentissimo per lui. Ma io lo spero che si parta con un progetto, io. Io sinceramente con i nomi che circolavano, Ranieri, Juric o Italiano, speravo in meglio. Semplici se lo meritava più per riconoscenza. Ma Semplici se lo merita, punto. La riconoscenza è uno dei motivi. Maran secondo me a livello diverso, cioè è molto diverso da Semplici. Perché Maran ha una cosa che Semplici non ha, che è il carattere. Maran penso sia uno degli allenatori con meno carattere che io abbia mai visto. Ciao GB, un bacione. Oddio, sfascio tutto. Per quanto riguarda i nomi, ma anche se per dite fosse arrivato Ranieri, magari saremmo retrocessi come ultimi. Stessa cosa con Juric e con Italiano, non lo possiamo sapere. Quello che secondo me al momento attuale ha bisogno il Cagliari è di avere un po' di stabilità e di gettare le basi per un progetto serio. Poi il gioco, secondo me, al momento attuale è una cosa che non conta più di tanto, conta fare i risultati. Perché penso che con Giulini abbiamo il 50% sui risultati totali di sconfitte. Cioè, mettete caso, il Cagliari ha giocato 100 partite in Serie A, 50 le abbiamo perse nell'era Giulini. Il che vuol dire che vi rendete conto il 50%? Che cazzo significa? Il 50% di partite giocate perse nell'era Giulini? E se non è il 50% stiamo lì. È assurdo, veramente assurdo. Quindi, a prescindere dal nome, si facciano le cose come vanno fatte e a prescindere da chi sarà in panchina, secondo me ci possiamo togliere grandi soddisfazioni. E infatti, Gibbi, il grande risultato è tenere Capozucca, assolutamente. Vedi un progetto serio che porti ad un miglioramento continuo con Semplici, ma infatti non è detto che Semplici debba rimanere chissà quanto tempo. Magari ti serve un allenatore che non dia troppa, non destabilizzi troppo l'ambiente, che non sia troppo eclettico, eccessivo nei comportamenti, ma che ti possa gettare le basi per il futuro progetto. È quello.
Io no, sinceramente lo vedo come un allenatore che per i prossimi 2 anni ci porterà tra 12° e 15° posto. Ma se ti fa ottenere una salvezza tranquilla, sarà una grandissima cosa rispetto alle stagioni che abbiamo vissuto adesso, salvo quella dell'anno scorso in cui veramente stiamo facendo grandi cose. Cioè sarebbe già un passo in avanti. Se vuoi puntare subito, pum, all'Europa, non so che cazzo dirti, allora prendi, che ne so, Allegri, lo paghi miliardi, però il problema è che tu comunque poi c'hai una rosa che non potrà mai soddisfare quello che vuole Allegri, o non potrà mai avere i giocatori che Allegri vuole. Per quello ti dico, per adesso gettiamo le basi per il progetto. Calma, con calma. Cosa ne pensi di Gattuso alla Fiorentina? Sinceramente a me Gattuso piace più a livello di cazzimma, no? Più che di tattica. Però è quello che ha bisogno la Fiorentina al momento attuale, secondo me. A prescindere dall'allenatore, voglio vedere un mercato di categoria, un terzino, scusate, un terzino barra esterno sinistro di gamba, un attaccante bravo con i piedi, un regista e siamo a posto. Staremo a vedere. Mercato di categoria, secondo me, non ti saprei dire. Io voglio un mercato che sia funzionale. Regà, perché cioè io non voglio fare parallelismi. Da 14 minuti parla Capozucca. Sì, regà, ma dove parla Capozucca? Io non lo so. Mi dite dove parla, per favore. Sta a dire, io odio fare. Non è che odio fare. Alcuni parallelismi non mi piacciono. Però perché Cellino era un grande? Perché Cellino spendeva poco e ti tirava fuori i campioni. Cellino non ha pagato un cazzo Cedà e ha reso tantissimo. Non ha pagato un cazzo Acqua Fresca e ha reso tantissimo. Non ha pagato un cazzo Matri e ha reso tantissimo. Non ha pagato un cazzo Astori e ha reso tantissimo. Vi potrei dire miliardi di nomi, come ve ne potrei altri dire miliardi che sono andati male, chiaramente, ma sempre con il minimo, con la minima spesa. Quindi non serve un calciomercato di categoria, perché si possono prendere anche nomi un po' più piccoli, ma funzionali. È quello il fatto. Per me quello che doveva essere fatto era prendersi un allenatore giovane con cui si possa avanzare piano piano, da 14 a 12 a 10. Scusa, che cambia? Che cambia? Lo puoi anche fare, ma con allenatori diversi. È la stessa identica cosa. Ma non parlano su YouTube perché io Facebook mi ci sono cancellato. Cioè, sto a cercare di cancellarmi, non posso entrare perché sennò si annulla la cancellazione. Il Giolini c'ha una cosa in cui riesce, no bene, di più, che è il marketing. Penso che a livello di marketing Giolini non abbia uguali, veramente. Comunque ho avuto la conferma che dal pullman mi hanno salutato Contini e Cusumano, confermo. Capi, questo discorso non puoi farlo con semplici per me, te lo tieni un paio di anni senza sperare neppure nel 10° posto. Secondo me non è così, perché tu semplici lo ottieni i primi anni, ti getta le basi, poi l'anno dopo magari prendi, che ne so, un Ranieri, che ti fa fare un altro passo in avanti. Poi, dopo ancora, prendi, che ne so, un De Zerbi, to. Poi, 2 anni dopo ancora, prendi Spalletti. E lì incominci a fare le cose fatte bene.
deve essere graduale, soprattutto non deve essere fatto per forza con una stessa e sola persona, perché il progetto Sassuolo sono anni che va avanti e gli allenatori sono cambiati. Concordo di tutto, bisogna andare passo per passo, non subito diventare l'Europa come è successo quest'anno con Difray. E le colpe non sono tutte sue, ma perché Giulini e Carta non gli hanno dato i giocatori che voleva lui per il suo gioco. Assolutamente, Manuel. Assolutamente. Ranieri non sembra che ha voglia di allenare, ma non credo, Riccardo. A proposito, è stato fatto un murale a Firenze dedicato da Sori, sempre e per sempre nei nostri cuori. Assolutamente un pensiero va sempre a Davide. Allora, ragazzi, io intanto mi metto YouTube, cioè qua mi metto. Sta a cercare YouTube su YouTube, so furbo, eh. Cagliari Calcio. Vediamo se mi comparirà dopo. Cosa ne pensi di Ayrton Senna Mianghè? Penso che non troveremo mai pace coi terzini sinistri. Per me, ad esempio, se con Di Francesco ci fosse stato Capozuccara, sicuramente lo avremmo ancora e forse ci saremmo pure divertiti. Purtroppo è a fianco un DS che non si può nemmeno chiamare come tale. Ma assolutamente, Lorenzo, su questo mi trovi d'accordo. E lì il problema è stato anche il fatto di avere un presidente che dice una cosa e poi ne fa un'altra. Perché se tu mi dici che dai carta bianca al direttore sportivo e a Di Francesco per costruire una rosa e poi fin dall'inizio hai una rosa che non predispone un regista quando Di Francesco l'ha espressamente richiesto, il problema si crea ed è chiaro che il giocattolo non può durare tanto se sono le basi con cui si parte queste. È normale. Quindi in quel caso la colpa è di Francesco perché, parliamoci chiaro, a me piace, a me Di Francesco piace come allenatore, ma se ogni volta devi fare così vuol dire che tu sei limitato, sei fottutamente limitato. Perché se tu non c'hai i tuoi uomini o i giocatori che ti servono di più e non giochi come cazzo vuoi tu non riesci a fare una minchia. Quindi sei limitato. La colpa è del DS perché non è capace a fare il suo mestiere e la colpa è anche del presidente perché quello che ha detto non ha mantenuto. La promessa che aveva fatto non l'ha mantenuta. Quindi, sommando queste tre cose, ripeto, è chiaro come il progetto dovesse naufragare fin da subito. Tra l'altro poi Carta nelle conferenze stampa aveva proprio un piglio, proprio un carisma di quelle, di quei proprio. Vedi Carta e pensi questo mangia pane e volpe ogni mattina. Assolutamente, ma io ripeto, sono d'accordo con te, Lorenzo. Cioè, io continuo tuttora a difendere Di Francesco da quelli che dicono che comunque con lui stavamo andando in B, eccetera, eccetera. Però io allo stesso tempo non l'avrei voluto, cioè, per quanto mi piaccia, non avrei voluto continuare io con Di Francesco, ripensandoci. Perché se io devo avere un allenatore che palesemente non riesce a gestire il gruppo e che se non gli dai quello che vuole non riesce a fare niente, non riesce a fare quello che è il suo lavoro, a questo punto è meglio che sia andata a finire così. Con tutto che io adoro alla follia di Francesco, cioè mi piace proprio, però cosa ne pensi di quello che ha detto Pavoletti su Di Francesco? Non ho idea di cosa abbia detto Pavoletti su Di Francesco.
Ho il serio dubbio che ci fosse un nucleo di giocatori che ha remato contro. Probabile, ma sicuro, eh. Se non è probabile, è sicuro. Tripaldelli avrebbe bisogno di un anno in cadetteria in prestito, anche. Però non ho capito se Tripaldelli è nostro o è ancora del Sassuolo. Peccato, peccato veramente. Neanche io avrei voluto continuare all'ultimo periodo perché i giocatori si erano completamente ammutinati. Il problema è che era diventato anche abbastanza palese. Il problema di Giolini è che spende molto ma male. Vuole comandare lui su tutto, non dà carta bianca al DS per costruire le basi e poi testardo come un muro. Però dagli errori si impara. Assolutamente. Ah, e no, scambia la pari con Romagna, ok. Non mi ricordavo la formula con cui era arrivato a Cagliari. Boh, mi dispiace pure per Tripaldelli, cioè io talmente inusato, talmente lasciato lì in sordina che pensavo fosse in prestito. Dispiace pure per lui a livello umano, perché un ragazzetto che si vede messo davanti tutti. Nemmeno a me Marcus piace semplici, perché è chiaro che se si va a vedere l'ottica del gioco sul mercato, specialmente adesso che c'è il Valzer negli allenatori, offre strade molto più allettanti, molto più belle. Però è la scelta più giusta che, che al momento attuale potesse fare il Cagliari, secondo me. Tanto che cazzo c'ho sulla gamba, un brufolo. C'ho un brufoletto sulla gamba, vabbè. Allora, io vorrei vedermi la conferenza stampa di coso, di Capozucca. Però io non c'ho più Facebook. Come cazzo faccio? Allora, io se rientro a me mi annullano la cancellazione dell'account. Quindi si va di modalità in incognito. Speriamo, Lorenzo. Io spero solo che Giulini dia carta bianca a Capozucca. Certo che vedere come ha giocato un ass a Crotone, che peccato. Ripeto, su un ass ci sono state una serie di vicissitudini, secondo me, poi non è detto che sia andato a finire effettivamente così. Allora, Facebook, Cagliari, Calcio. Vediamo un po'. Allora, fatemi sapere quando e se comincia, gentilmente, perché così vedo se giostrarmi, se riesco a seguirla, ecco. Però cioè, quando è stata indetta sta conferenza stampa? Perché io vi giuro ne ero completamente all'oscuro, completamente. Ciao Riccardo, ma voi siete sicuri che c'è sta conferenza stampa? Qua su YouTube niente. Tra
Tra l'altro, cioè, le visualizzazioni del Cagliari su YouTube sono bassissime, sono veramente basse. Io intanto sto aggiornando la pagina Facebook per vedere se compare. Però l'ultimo post che mi compare su Facebook è il risultato finale di Roma-Cagliari. La fanno vedere. Vediamo un po'. Conoscendo il Cagliari, penso la facciano vedere su Facebook, perché di solito il Cagliari sempre su Facebook la fa vedere. Non so per quale assurdo motivo snobbi totalmente gli altri social, però vediamo un po'. Io continuo a aggiornare sia su YouTube che Facebook. Vediamo un po'. Poi capirai tempo che carica. Io con tutto il bene che gli voglio a Capozucca, ma nudo anche no. Cioè, se c'è la possibilità di evitarlo, preferirei evitarlo, ecco. Niente, l'ultimo post rimane sempre quello sul risultato finale di Roma-Cagliari. Va bene, ragazzi, no, su Instagram non la fanno vedere. Conosco i miei polli, di solito queste cose le fanno vedere solo su Facebook. Solo su Facebook. Se si tratta di partite, forse tengono conto di YouTube, ma di solito è Facebook. Io vi chiedo di dirmi quando comincia, se comincia. Io intanto continuo ad aggiornare la pagina, sia di Facebook che di YouTube. Mi sa che non la fanno vedere, ma infatti cioè, l'avrebbero scritto, l'avrebbero detto che ci sarebbe stata questa conferenza stampa. Allora, scusate, perché mi viene il dubbio. Se io vado sull'applicazione del Cagliari, news, non compare nessuna news, nessun riferimento a... Nessun riferimento alla conferenza stampa, non compare scritto un cazzo. Il che mi fa sempre più pensare che in realtà non la trasmettino.
Ne sono abbastanza sicuro ormai. Chi l'ha scritto? Che ci sarebbe stata la conferenza stampa alle 17? A quanto pare è iniziata. Vediamo un po', io aggiorno Facebook. Perché il Cagliari, se lo comunica, di solito ti dice anche potrai seguire la conferenza. Ah, blog. Io blog Cagliari Calcio non lo seguo più da anni. Anni. Speriamo di no, Albe. Speriamo di no. Mi sarei anche rotto un pochino il cazzo di, di avere tutta la primavera all'Olbia. Sì, iniziale non la trasmettono. Però Nil ha detto 131. C'è la diretta testuale su 131. Allora andiamo su 131. Qua si chiude. Scusate. Live il DS Capozucca in conferenza stampa. Ma c'è solo Capozucca in conferenza stampa. Abbiamo vissuto un'esperienza dolorosa perché il baratro l'abbiamo visto e questo il presidente non vuole più vederlo. Ci dovranno essere prima delle uscite. Quest'anno abbiamo investito molto e abbiamo avuto delle grosse perdite anche se la società è sana. Bisognerà ridimensionarsi un po', ma non vuol dire che saremo meno competitivi. Qualche operazione dolorosa dovremmo farla. Il Cagliari, per esempio, non può permettersi Godin. E già Godin è un nome che va via, a quanto pare. L'intro del direttore. Vorrei ringraziare per questa stagione conclusa bene che mi ha fatto di nuovo vincere un'esperienza bellissima. Ho riprovato delle emozioni speciali quando Simi ha segnato con il Crotone, credo. No, contro il Crotone. Mi sono emozionato. Una salvezza che ho sofferto, ma ci ho sempre creduto. Ringrazio il presidente per avermi dato questa opportunità e anche lui ha sofferto molto. Ha visto il buio che poi è diventato sole. Ringrazio tutti i tifosi del Cagliari che mi chiedevano per strada se ci fossimo salvati. A tutti ricordo una parola. Il Cagliari merita maggiore rispetto, lo merita per il presidente per quello che fa e lo merita il popolo sardo. Cagliari non è solo una piazza per una squadra di calcio, siamo l'unica regione che ha sempre avuto solo il Cagliari in Serie A. Quando sento politici che fanno polemica sulla Sardegna e poi vengono qui al mare in vacanza, devono capire che questa è una terra importante. E questo devono capirlo anche i giocatori. Beh, direi che ha ragione, a occhio e croce. Occhio e croce direi che ha assolutamente ragione. Ciao Matteo, scusa se ti rispondo solo adesso.
Quali priorità ora sul mercato? Le priorità sono alcune uscite che dovremmo fare, per esempio se c'è una richiesta per Cranio la valuteremo e potrebbe andar via. E dovremmo poi prenderne un altro, oltre a Vicario che è un ottimo portiere. Di questo è consapevole anche Semplici. Nella mia idea vorrei avere un organico un pochino più snello e ringiovanito. Nainggolan sarà invece un sacrificio fattibile? Ieri mi sono incontrato con l'Inter e loro non vengono incontro alle nostre esigenze. Questa è una situazione di difficoltà per noi e per il calciatore. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, ma credo che Raja sia stato fondamentale per questa salvezza. Ci è servito un uomo come lui, vedremo, ma non è un discorso semplice. Questo è quello che per il momento è uscito su, su 131. Ciao mister Enrico. Vediamo un po' se hanno scritto qualcos'altro. Pescare dalla primavera? Domanda. Nelle mie idee, che trasmetto anche a conti, costo e carta, quando parlo di primavera, un occhio di riguardo va alla voglia di creare un settore giovanile ancora più competitivo. Vorrei 2-3 carboni all'anno. Vabbè, tutti vorremmo 2-3 carboni all'anno. Il discorso dello snellimento e del ringiovanire mi piace molto e sarei d'accordo, assolutamente. Abbiamo una rosa forse anche un po' troppo larga, soprattutto in reparti come la difesa e molto striminzita a centrocampo e il ringiovanire sarebbe assolutamente d'accordo. Godin presumibilmente sì, andrà via. L'ho detto ieri notte e oggi su Vitamina del Telegiornale che oggi alle ore 17 ci sarà Mister Leonardo Semplici con Giulini e il DS Capozucca per l'annuncio della presentazione. Eh, Probabile, però qui comunque, cioè, di solito per un qualcosa di simile la trasmettono la diretta. Invece qui non stanno trasmettendo nulla. Aggiorniamo. Altra domanda. Nandez è anche lui tra i sacrificabili? Nell'idea del Cagliari che abbiamo vorremmo trattenere i giocatori importanti e lui è fondamentale. Quanto c'è ragione, Capozzu. Ma non lo determiniamo noi, ma il mercato. Se arriva una grande richiesta, sono poi i contratti a far chiedere al giocatore di poter andare via. Oggi Nandez è di nostra proprietà e ha una casella importante nel nostro futuro. Poi se arriva una grande offerta la valuteremo. Molto, molto pragmatico Capozucca, mi piace. Assolutamente contento il Mignotto, assolutamente contento per Semplici. Ah, tra l'altro, ragazzi, vi ricordo che domani saremo eccezionalmente in live qua su YouTube la sera per seguire insieme a Ghiottone99 la finale dei playoff di Serie B. Per chi vuole, domani qua in live su YouTube. Quindi domani sera niente live su Twitch, solo live su YouTube. Scusate. Tonali ti piacerebbe, il Milan non lo riscatta, ma non c'ha l'obbligo del riscatto. Non c'ha l'obbligo del riscatto. Andiamo bene. Beh, diciamo che non mi dispiacerebbe. Oggi ho risposto al tuo questionario su Insta.
Era abbastanza facile. Perché eri a Trigoria oggi? Ero a Trigoria perché volevo incontrare i giocatori della primavera, visto che oggi c'era Roma-Cagliari, partita ahimè persa 5-3, e solo che mi sono fatto il viaggio della Madonna per poi non fare nulla perché purtroppo non sono riuscito a incontrarli perché causa Covid non li hanno fatti uscire e l'unico momento in cui ho avuto il tempo di salutarli è stato quando il pullman mi è passato davanti e dietro Contini e Cosumano mi hanno salutato. Tra l'altro non pensavo nemmeno mi riconoscessero, quindi tanta roba. Ed è per quello. Perché volevo incontrare i giocatori della primavera, infatti mi ero preparato tutto. C'avevo C'avevo il quadernetto con la penna per gli autografi, c'avevo il pennarello perché mi volevo fare autografare tutta questa maglietta. Non ho potuto fare nulla. Ecco il motivo per cui ero a Trigoria. Intanto è uscita un'altra domanda. Ci sono mai stati dubbi sulla conferma di Semplici? Capozucca risponde: i nomi fatti sono nomi realmente sondati? No, è il continuo della domanda questa, scusate. Ripeto. Domanda che è stata fatta a Capozucca. Ci sono mai stati dubbi sulla conferma di Semplici e i nomi fatti sono nomi realmente fondati? Capozucca risponde: noi abbiamo finito il campionato dopo un po' di stress, ci siamo dati appuntamento, abbiamo fatto le nostre analisi. Io con Semplice ho un ottimo rapporto, ci siamo sempre aiutati. Era logico che dovevamo trovare una giornata con il presidente anche per dirci le cose che ci sono piaciute meno. Ci siamo confrontati, ci siamo detti cose che rimangono tra noi tre, che siamo le tre figure più importanti. Abbiamo accettato le critiche fatte dal presidente nei nostri riguardi e abbiamo deciso di continuare prendendone atto. Continueremo insieme. Non sarà facile, ehm, non sarà facile, lo sappiamo, ma non abbiamo contattato nessun altro. Poi, altra domanda che è uscita fuori: quali giovani profili valuterete? Abbiamo Gunfanti. Quali profili giovani valuterete, scusa? Abbiamo Gunfanti che è un capo scouting molto attento. Stiamo guardando la B all'estero. Ora valuteremo tutto e con un allenatore abbiamo parlato di un modulo diverso da quello di quest'anno. Dobbiamo cercare giocatori adattabili a questo nuovo modulo. Rugani, ci sarà spazio per rivederlo? Non rientra nei nostri piani per un discorso economico. Quindi anche Rugani ci saluta. Ciao Federico, ciao Giuseppe. Che Federico? Francesco, scusa, ciao Francesco. Un po' tutti, Albe, stanno tutti messi abbastanza bene. Ragazzi, al momento attuale abbiamo praticamente già detto addio a due centrali, perché Godin abbiamo capito che il Cagliari non ha le possibilità di mantenerlo, e da una parte meglio così perché per 3 milioni all'anno il giocatore che abbiamo visto, sinceramente, secondo me non valeva la candela, quindi 3 milioni Godin no, quindi Godin va via, Rugani anche va via e già stiamo sfoltendo la rosa. Hai sentito che Capozucca vuole prendere dagli svicolati Vasquez? Che ne pensi? Che al Palermo era un bel giocatore. Staremo a vedere se è rimasto un bel giocatore. Io spero solo che possa trovare Capozucca e io mi fido assolutamente di lui. Giocatori funzionali. Intanto uscirà un'altra domanda. Cosa fare con i giocatori in scadenza come Cepitelli e cosa fare con quelli che rientrano dal prestito? Non sapevo che Cepitelli fosse in scadenza, l'ho scoperto adesso. Allora, Capozucca risponde: Cepitelli è un ragazzo che stimo molto, è previsto un incontro a giorni. Glielo avevo promesso e ammetto la sua serietà. Lui stesso mi disse qualche mese fa: pensiamo a salvarci e poi parliamo del resto. Questo fa capire che uomo è. Parleremo e quando parlo di rispetto molti dovrebbero imparare da Cepitelli. Anche con De Iola ci parleremo tra pochi giorni. Quindi vedremo cosa accadrà. Sì, la tocca pianissimo proprio Capozucca.
No, io Ranocchia e Scadenza non ce la faccio, ragazzi. Non ce la faccio proprio, più forte di me. Preferisci Valukevic o Rugani? Valukevic. Mi piacciono tutti e due, scusate lo sbadiglio, l'ho detto in una maniera bruttissima. Mi piacciono tutti e due, però tra i due preferisco Valukevic in termini di giovane e quant'altro, però sono tutti e due secondo me validi giocatori. Non sono uscite altre domande. Capozucca assolutamente grandissimo, grandissimo uomo. Veramente, veramente grande. Cosa ne pensi di Dennis Mann dal Parma che forse va via? Non ti posso dire nulla perché io il Parma non l'ho praticamente mai seguito, quindi adesso esce la domanda, ma io Longo o Simeone? Mi sento male. Aspetta se esce veramente. Ci serve anche un attaccante, ragazzi. Se dobbiamo puntare su Cerri, no, grazie. Prima di Cerri vengono Pavoletti e Simeone, quindi bisognerà vedere che fa prima con loro due, perché alla fine Cerri è la riserva. Sinceramente, come riserva io me lo terrei, Cerri. Speriamo, Giuseppe, speriamo. Ragazzi, io a questo punto chiudo la live per un semplice fatto che io sto per finire il tempo gratuito su StreamYard e mi serve perché anche domani devo fare la live. Io vi ringrazio, vi mando un bacione, vi ricordo che stasera starò in live su Twitch, tutti i link trovate qua sotto in descrizione. Noi ci becchiamo domani qua in live su YouTube per la finale playoff di Serie B. Ciao ragazzi.